Enrica, adesso sono accesa. Sì. Lei è Silvia. Ok. Buongiorno, Ciao, come io stai? sono microfonata, saluto, mi sentono tutti. E anche senza maschera, quindi si sente. Esatto, esatto. Io ne ho due comunque. Meglio così. Dove vuoi accomodarti?
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti, benvenuti a chi è qui sul palcoscenico del Teatro Goldoni insieme a noi, benvenuti a chi ci segue in collegamento e benvenuti anche a chi ci sta seguendo in diretta streaming sui nostri canali Facebook e YouTube. È una giornata davvero emozionante perché oggi presentiamo la nuova direzione artistica del Teatro Stabile del Veneto. Permettetemi prima di cominciare di fare un saluto ai nostri soci, in particolare so che c'è in collegamento il sindaco Mario Conte e l'assessore Colonna Preti di Treviso. Buongiorno e non mi voglio dilungare oltre, lascio quindi la parola al nostro presidente Giampiero Beltotto perché faccia gli onori di casa. Sì, buongiorno a tutti e grazie per essere così numerosi a questa giornata che è naturalmente una giornata di festa, ma non possiamo incominciare se non portiamo la nostra solidarietà a tutto il popolo del teatro che sta soffrendo tantissimo e in particolare alla famiglia di Omar Rizzato che nei giorni scorsi tragicamente ci ha lasciato un segnale. È vero. Stiamo soffrendo tanto, è vero, il teatro pubblico qua funziona. Sento che non sentono, c'è un problema di audio. Riattiva l'audio, c'è scritto riattiva l'audio. Vedrete che torneremo a fare tutto di persona. Okay. Ci siamo? Posso ricominciare? Mi sentite? Qualcuno mi fa un gesto per capire se mi sentite? Sì, va bene. Allora, rapidissimamente penso che avete sentito almeno la parte riguardante la nostra solidarietà al popolo del teatro e in particolare alla famiglia di Omar Rizzato. E stavo dicendo che è vero, il teatro sta soffrendo e se soffre il teatro soffre tutta la città. Questo teatro, che è teatro pubblico, sta lavorando tanto. Abbiamo firmato circa 300 contratti, abbiamo investito per circa 600.000 euro. Le ultime cose che sono andate in scena, televisione o altro, sono state Chekhov su Rai 5 e ringrazio la Rai per questa cosa che ha voluto fare con noi e che ha riguardato uno dei più interessanti artisti contemporanei che è Micheletto e La Vedova Allegra, che ha avuto un bellissimo successo l'altro giorno. Stiamo lavorando tanto e quindi vogliamo lavorare di più e meglio. E non posso a questo punto che dire che protagonista della giornata di oggi è davvero il Consiglio di amministrazione di questo teatro. E farò i nomi della vicepresidente Noce e dei consiglieri e delle consigliere Carrara, Palumbo e Sacco, perché oggi è la giornata in cui nessuno potrà dire che il Consiglio di amministrazione non si è preso le sue responsabilità. Abbiamo fatto da soli. Avremmo sbagliato? Vabbè, abbiamo sbagliato da soli. E io devo ringraziare il Consiglio anche per la straordinaria capacità di discrezione che ha dimostrato, perché stiamo lavorando su queste nomine da 7 mesi e tenervi, parlo ai giornalisti, tenervi all'oscuro di tutto è stata una grandissima, enorme, particolare soddisfazione. Non avete saputo niente fino a ieri, credo, ieri sera. E questo vuol dire che abbiamo condiviso con il Consiglio una cosa importante, cioè volevamo aprire una pagina nuova per il Teatro del Veneto, per il teatro italiano. E ci siamo riusciti perché abbiamo pensato solo al teatro. Nessuno è venuto a dirci nulla. Sono stato io personalmente, poi che sono andato da tutti i nostri soci, a uno, a raccontargli che cosa abbiamo fatto. Vorrei che ne teneste conto quando parlate di teatro pubblico. Siamo orgogliosi di essere teatro pubblico e quindi sono orgogliosissimo di presentarvi il nuovo direttore artistico del teatro che sarà tra il 2 di aprile, l'1 ovviamente non si poteva fare,
tra il 2 di aprile e il prossimo triennio il maestro Giorgio Ferrara. Un amico, grazie, sì, se volete, grazie. Siamo diventati amici, ha condiviso anche i pacchi del mio trasloco. Vero. Sono stato a casa sua, ha incontrato il consiglio, ci siamo confrontati, è stato un confronto bellissimo. Abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato di persone che hanno voglia di tornare a teatro, abbiamo parlato di che cosa faremo e lo abbiamo fatto con l'entusiasmo che tutti e due avevamo quando avevamo 25 anni. Perché io lo so che qualcuno dirà sei vecchio, ma anche io, meno male, vuol dire che è saggio, meno male vuol dire che è entusiasta. Poi gli farete tutte le domande che volete, il suo curriculum ve l'abbiamo dato perché siamo personcine educate, ma credo che tutti sappiate chi è Giorgio Ferrara. E poi, siccome siamo appassionati non solo di questo teatro, ma anche del teatro che verrà, siamo andati alla ricerca dell'artista europea che maggiormente sta lavorando sui giovani, con una passione, un entusiasmo, una capacità, un integralismo nell'affrontare la materia giovani che non avevo mai incontrato da quando avevo conosciuto all'università alcuni straordinari e grandi maestri. Sto parlando di Irina Bruck. Irina non può essere con noi perché è alla Scala a provare 2 suoi atti unici di Weil su testo di Brecht. Irina ci ha lasciato un messaggio, lo sentirete dopo. Lei verrà a lavorare esclusivamente sui nuovi linguaggi e sui giovani. Si occuperà della nostra scuola attraverso workshop. L'unica cosa che mi ha chiesto è stata libertà e volete che non gliela diamo. E poi abbiamo immaginato che qualunque sia la macchina che stiamo mettendo su, c'è una bella macchina tedesca, che i vini sono italiani e le macchine sono tedesche, e questa macchina deve avere un motore che funziona, e il motore che funziona è la nostra produzione. E quindi abbiamo immaginato che poiché era Ramingo su un marciapiede di Mestre, gli abbiamo chiesto all'amico Morassi di venire a occuparsi della nostra macchina, di darci la possibilità di metterla su con un potenziamento del motore che già andava bene, a dir la verità, ma non basta mai. E tutto questo lo affidiamo, in quanto a capacità manageriali, a Claudia Marcolin, che è pur vero che ha fatto anche un'esperienza di porto. Speriamo che, avendo fatto un'esperienza di porto con un'esperienza di privato e che ha un curriculum europeo straordinario, non sia limitata nel pensare a questa nostra barca che vorremmo solcasse in mari più tempestosi, perché se non c'è tempesta non c'è divertimento. E quindi io ho finito, ho detto tutto quello che dovevo dire e ti restituisco la parola. Grazie Presidente. Grazie. Prima di lasciare la parola adesso al protagonista e ai protagonisti di questa giornata, abbiamo preparato un breve video che vi mostra i volti dei personaggi della scena nazionale e internazionale che hanno lavorato con il maestro Ferrara. Vediamolo.
Grazie. Grazie. Questo video ha aperto una piccolissima finestra sui suoi grandi lavori del passato, ma adesso siamo attenti e ascoltiamo quali sono i punti del suo impegno per il Teatro Stabile del Veneto. Grazie. Certamente, grazie a voi e soprattutto grazie al Presidente Beltotto, che come ha già detto sono mesi che parliamo, che discutiamo, che ci troviamo e devo dire che ci siamo sempre trovati in sintonia perché è un uomo colto, è un uomo appassionato di teatro, è un uomo che sa muoversi nelle pieghe di questo mestiere così complicato. E quindi è stato, voglio dire, un incontro felice e ringrazio il Consiglio di amministrazione che ho conosciuto ieri, con il quale abbiamo stabilito che qualunque cosa faremo, passeremo, informeremo e daremo conto prima di decidere, perché questa è la cosa fondamentale. Sono felice di poter collaborare con la signora Marcolin, con Bepi Morassi, e adesso vi leggerò alcune righe su quello che è più o meno il concetto di quello che io penso, e quindi sono grandemente onorato di essere stato chiamato alla direzione artistica di un'eccellente istituzione del panorama teatrale italiano. Il Teatro Stabile Veneto del prossimo triennio non sarà un'occasione celebrativa del già visto, ma una grande rassegna di arte e cultura ricca di nuove idee anche eccentriche. Il glamour sarà tutto nella scelta di understatement e di rigore. Diverse politiche e strategie dovranno essere messe in atto per andare incontro ai tempi, ai pubblici, alle richieste che vengono dal territorio. Il Teatro Stabile Veneto deve affermarsi come evento di punta del panorama culturale internazionale e come appuntamento da non perdere, non solo dal punto di vista dell'eccellenza artistica, ma anche da quello della competitività sul mercato dello spettacolo. Deve poter guardare con fiducia al futuro. Le sue virtuali frontiere devono aprirsi a spettacoli e progetti artistici da tutto il mondo e trarre forza nelle sue profonde radici per esplorare la complessa realtà in cui viviamo, coniugando la grande tradizione classica a quanto di più convincente venga oggi proposto dai palcoscenici del teatro, dell'opera, della musica e della danza, senza dimenticare le nuove tecnologie che tanto spazio occupano oggi nella nostra società. Il Teatro Stabile Veneto deve affermarsi come terreno d'incontro tra culture ed esperienze artistiche diverse, come prestigiosa ribalta per artisti di fama, come importante vetrina per autori emergenti, soprattutto deve essere luogo di produzioni originali e costituire un imprescindibile incontro con l'eccellenza nelle arti. Deve riaccendere il dialogo tra passato e presente, tenendo stretto il filo che collega nuove idee e grandi memorie, con la partecipazione di importanti registi del valore di Robert Wilson, Rimas Tuminas, Emma Dante e molti altri. La visione del teatro come luogo per eccellenza di meditazione civile e specchio dell'epoca in cui viviamo, delle problematiche sociali, dell'incertezza, deve essere sempre al centro della programmazione. Le ribalte del Teatro Stabile Veneto saranno spazio di confronto e di discussione, spazio per esercitare il desiderio di libertà e di verità, il razzismo, l'immigrazione, l'integrazione e la tolleranza, la censura, la mafia, la guerra e l'anelito alla pace,
il decadimento dei valori, l'amore nelle sue forme più diverse, il perbenismo con le sue inutili convenzioni, e poi la storia del nostro paese evocata nei testi, nelle poesie, nei romanzi. Opera lirica, musica e danza dovranno assumere un ruolo di prestigio e di spinta su tutto l'insieme dei programmi e tutte le attività musicali, oltre l'impiego delle ottime orchestre regionali, dovranno privilegiare orchestre giovanili e giovani talenti, avvalendosi dell'apporto dei conservatori presenti in regione e anche di quelli nazionali. La loro collaborazione con direttori d'orchestra affermati andrà considerata nella prospettiva di un progetto di valorizzazione, crescita e formazione. Una officina creativa di produzioni originali. Andranno instaurate coproduzioni con importanti istituzioni dello spettacolo italiano ed estero, che permettano la realizzazione di allestimenti teatrali e operistici di grande spessore, in grado di svolgere tournée nazionali e internazionali, tenendo alta l'attenzione sul Teatro Stabile del Veneto durante tutto l'anno e agevolando un intenso scambio culturale fra paesi anche molto lontani. Il risultato sarà certamente quello di un ritorno di immagine, ma anche quello di un ritorno economico considerevole, che contribuirà a rafforzare il budget per la realizzazione delle nostre produzioni. Per la danza, grandi coreografi italiani e stranieri dovranno presentare nella maggior parte dei casi spettacoli con programmi creati appositamente per il Teatro Stabile Veneto, seguendo una linea esclusiva di ricerca artistica dedicata tanto alla danza contemporanea quanto a quella classica. E soprattutto uno sguardo attento ai giovani. È indispensabile impegnarsi a fondo per dare loro il massimo delle opportunità e contribuire così a quel ricambio generazionale fondamentale nel mondo dello spettacolo, accanto ai grandi artisti e spesso sotto la loro guida, per arricchire così il loro bagaglio di esperienze, andranno accolti giovani musicisti, attori, ballerini, registi, autori teatrali. A questo si aggiunge un'auspicata collaborazione della nostra prestigiosa accademia con le maggiori accademie di teatro italiano ed estere, per rendere i palcoscenici del Teatro Stabile del Veneto un'ambita palestra creativa per i protagonisti di domani. Dobbiamo crescere facendoci sempre più interpreti della nostra epoca, nella consapevolezza e nella speranza che anche l'arte debba e possa fare la sua parte, in un mondo in cui ci si augura vengano sempre più riconosciute la dimensione e il valore economico della cultura, delle molteplici attività strettamente collegate alla produzione artistica. È in questa visione che certamente mira fortemente a sostenere la prosperità futura dell'industria dello spettacolo. Per i prossimi anni il Teatro Stabile Veneto darà il suo contributo affinché a chi ama l'arte non debba rinunciarvi, affinché possa continuare a coltivare le proprie passioni e far parte di un circolo virtuoso che non deve spezzarsi. Grazie. Grazie Giorgio. E come ci diceva il presidente Beltotto prima, la nuova direzione artistica del Teatro Stabile del Veneto è composta da più volti. Il CDA ha infatti scelto Irina Bruck come regista residente, che porterà a Venezia il suo progetto House of Us, dedicato ai giovani. Vi dicevamo, Irina Bruck non può essere qui presente con noi perché è in prova alla Scala con uno spettacolo sul testo di Brecht, però ci ha lasciato un suo saluto e quindi possiamo vederlo. Grazie. I do apologize for not being here with you in person, but I'm just about to start my rehearsals for La Scala in Milan for 2 short operas of Brecht and Weill, but I've been 16 days in quarantine, and so I can't lose even a second of rehearsals. But I am very happy to be with you in spirit and on film
so that I can say thank you to Giampiero Beltotto for having thought of me and supported my project and invited me to join this wonderful team for the next 3 years as artist in residence at the Teatro Goldoni of Venice, and to be able to join the Veneto Theatre Group. And I'm looking very much forward to working with Giorgio Ferrara, marvellously experienced artistic director and also a very wonderful human being, who I'm delighted to meet up with again after all these years. And also Beppe Morassi, who I'm looking forward to working with very much. Thank you for having me join your team, and very excited about the project that we all have together called House of Us, which is really revolves around the subject of isolation. Isolation, loneliness, solitude, through the characters of Hamlet and Gertrude and Ophelia. But it's very much also a very personal piece, an exploration of my own childhood and memories and growing up in theatre. And it's very closely linked also to a particular age group who I feel have been terribly neglected throughout this whole COVID moment. And it actually makes me very sad, because I also have children of 18 and 22, and I feel that not much care and attention has gone into this age group. And for me, it's the age group that is the most at risk, the most fragile, because it's the age when you're finishing school, you're finishing university, you're going into the world, you have all these expectations of life. It really is the big beginning age of everything. And I feel that somehow so much hope has been removed. And to me, suddenly my faith in theatre, which was a bit wobbly the last few years, has returned so strongly, because I feel that maybe theatre is the one way through which we can find some answers, some hope, some reflections on what is happening in everyone's life, and in particular that age group. And it has become terribly important again to be able to gather people through theatre. And for me today, theatre no longer means what it meant 2 years ago. I think that we have to definitely put aside all our old visions of theatre and rethink theatre in so many ways, and rethink what it is to perform and who for and what is an audience and how people will relate to what we have called theatre all these years. I think the time has really come to question it all, and that's what I would like to do with House of Us. It won't be a traditional theatre piece in any way, and I'm incredibly thankful and grateful to have the opportunity and time, for the first time ever in my life, to do theatre research, because I still believe that theatre is one of the most essential places where we can really see each other and be seen and find the heart of our humanity. So thank you for giving me this opportunity to spend 3 years with the young people of Venice and do this House of Us research. And I look forward to being with you all for the next few years. Thank you. Eccoci. Per quanto riguarda la produzione, Giorgio Ferrara si avvarrà della collaborazione di Beppe Morassi, regista che ha firmato grandi opere di successo e che qui a Venezia è di casa, avendo curato la produzione del Teatro La Fenice per oltre un decennio. Beppe, lascio a te la parola. No, vabbè. È chiaro che
come dire, la mia storia è intessuta col fenomeno produttivo di vario genere, sia da un punto di vista sia in prosa che in lirica, ma direi che la produzione la intendiamo, come posso dire, come fenomeno realizzativo di qualsivoglia spettacolo dal vivo. E questo, come dire, oltretutto pensando a quanto ha detto Giorgio della complessità di proposte, dell'ampio ventaglio di proposte che si ha intenzione di proporre in questo triennio, è evidente che stiamo parlando di un fenomeno a 360 gradi, cioè non limitato alla prosa in senso stretto, ma danza, lirica, musica, e per cui sia da un punto di vista, come posso dire, artistico e anche da un punto di vista organizzativo, inevitabilmente la produzione, intesa in questo senso, in questi due sensi, dà veramente, come dire, non solo la qualità, ma l'anima di una struttura produttiva teatrale, non a caso definita così. E per cui, voglio dire, voglio essere anche breve, diciamo che cercherò di portare questa, come dire, ahimè, cospicua esperienza che ho accumulato in tutti questi anni, sia da un punto di vista di realizzazione artistica, ma anche di gestione organizzativa, per portare il mio contributo per, come dire, rendere possibile questa grande qualità che viene proposta. Lasciatemi dire che veramente sono onorato della chiamata, ma ancor più veramente sono felice di essere tornato qua. Questa è una struttura che ha visto i miei, come molti di voi sanno, ha visto i miei primi passi nel mondo professionale, sia da un punto di vista organizzativo, ma come spesso dico, a volte il destino è segnato, perché su questo palcoscenico, che è un palcoscenico di prosa, ho fatto la prima regia lirica, curiosamente, quindi forse c'era un segno del destino che mi aveva indirizzato verso una certa. Quindi ringrazio tutti, ringrazio ovviamente il Presidente del Consiglio d'amministrazione, Giorgio Ferrara, che mi ha voluto a fianco, non solo a destra, e grazie a tutti. Grazie mille Beppi. E per chi si è collegato da poco, ricordo quindi la nuova direzione artistica del Teatro Stabile del Veneto, una squadra che ha come direttore artistico Giorgio Ferrara, Irina Bruck come regista residente e alla produzione il regista Beppi Morassi. Grazie, e prima di lasciare spazio alle vostre domande, ci sono alcuni grandi personaggi della scena nazionale e internazionale che hanno voluto omaggiare il maestro Ferrara con le loro congratulazioni. Possiamo vedere questi piccoli video e poi vi diamo la parola. Congratulations, Giorgio. I'm very excited about your appointment as the new artistic director of Teatro Stabile del Veneto. After our long history of collaborating and working together at the Spoleto Festival, I'm very excited to have the chance to work again at the Teatro Goldoni. Bravo, and I'm looking forward to presenting new work and discovering new things with you. Grandi congratulazioni a Giorgio Ferrara per questa nuova nomina allo Stabile del Veneto, dove sono sicura farà delle grandissime cose importanti, straordinarie, come ha fatto in questi anni, e spero tanto che mi coinvolga nella sua progettualità, visto e considerato che io sono, come dire, un'artista che cresce, cresciuta anche grazie al suo grande sostegno. In bocca al lupo, Giorgio. Dear Giorgio, I just heard about your new position as artistic director at Teatro Stabile del Veneto. Congratulations. I'm sure that you will continue to inspire new artistic and challenging adventures in the beautiful theaters of Venice, Padua, and Treviso when the pandemic will be over. All best regards to you and to Adriana from Lucinda.
Caro Giorgio, moltissimi auguri di cuore per questo nuovo incarico presso il Teatro Stabile del Veneto, un incarico prestigioso. Sono felice per te, per il teatro e per il pubblico che potrà godere ancora una volta della tua programmazione, ricca e con uno sguardo sempre rivolto al presente e al futuro. Io accolgo con grande piacere il tuo invito a collaborare con te e con il teatro per qualsiasi progetto artistico, come abbiamo fatto in passato a Spoleto, con grande entusiasmo, con grande passione e con dei risultati che poi sono rimasti nel tempo e anche con un'amicizia che è rimasta nel tempo. Caro Giorgio, sono lieto di sapere che tu sei stato designato al ruolo di direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto. Tanti importanti progetti artistici sono stati realizzati sia in Italia che nella Federazione Russa, su vostra inestimabile iniziativa, attraverso la storia della nostra partnership e cooperazione culturale. Penso con entusiasmo anche a numerose possibilità future di collaborazione a livello internazionale. Sia il Teatro Accademico Statale Vakhtangov di Mosca che il Teatro Piccolo di Vilnius prenderanno volentieri in considerazione nuove idee di progetti reciproci nei prossimi anni. Rimas Tuminas, direttore artistico del Teatro Accademico Statale Vakhtangov. Grazie a tutti e possiamo dare spazio agli interventi, alle domande, sia in sala che su Zoom, per cui prego. Diletta, sì? Scusami, c'è Giulia Alonso di ateatro.it che voleva fare una domanda al maestro Ferrara. Volevo sapere se è prevista una continuità con i progetti portati avanti dal suo predecessore e prima di tutto, insomma, si voleva anche congratulare con il nuovo direttore. Sì, adesso devo studiare con Bepi e con la signora Marcolin e con il Presidente quello che c'è di già strutturato e naturalmente verrà mantenuto. E poi se ci saranno delle cose e la possibilità economica e il tempo per farlo, da aprile a ottobre cercheremo di presentare anche qualche cosa di nuovo. Grazie. Grazie. Allora, innanzitutto complimenti per la nomina a lei e a Morassi. Volevo chiederle, alla luce del periodo che stiamo vivendo, quanto l'aspetto multimediale, che è una delle caratteristiche forti di questi ultimi mesi, cioè questo anno in realtà del teatro, sarà una componente della vostra produzione, primo. E secondo, mi sembra di cogliere che avete una visione che riesca a mediare tra l'aspetto, virgolette, locale e l'aspetto internazionale. All'interno di questa dualità, cioè che sembrano due percorsi diversi, che tipo di visione ha? Beh, intanto per l'aspetto multimediale, come vedete, siamo in pieno. È una cosa giusta che funziona adesso e dovrà funzionare finché ci sarà questo dramma nel mondo. Ma io spero che molto presto tutta questa cosa finisca e che si ritorni in presenza dal vivo, sui palcoscenici all'aperto, sui palcoscenici al chiuso. Questa è la mia speranza. Poi rimarrà sempre comunque la tecnologia ad aiutare perché funziona, abbiamo visto che funziona e quindi è importante che ci sia. Per quanto riguarda la seconda domanda,
io considero le realtà del teatro veneto alla stessa altezza del resto che ho detto, e vorrei riuscire, con l'aiuto di chi conosce meglio di me questa realtà del teatro veneto, che tanta parte ha nella programmazione del Teatro Stabile, assuma una valenza esattamente importante quanto tutto il resto, attraverso delle operazioni che devono prevedere anche, come dire, l'affidamento a Tuminas piuttosto che a Bob Wilson, ai grandi maestri, di lavorare con le compagnie veneziane, con i giovani di Venezia, con le accademie, ma poi abbiamo Irina Bruck che farà già l'80% del lavoro. Bene, abbiamo un'altra domanda da Niccolò Minniti Ippolito del gruppo GEDI. Buongiorno, io avevo due domande, una per il presidente Beltotto e una per il direttore Ferrara. Quella per il presidente Beltotto è se ci spiega perché il Consiglio ha scelto di creare un organigramma più complesso invece di avere solo il direttore artistico. E invece a Giorgio Ferrara volevo chiedere qual era la sua idea di un teatro stabile, se significherà per lui cercare di lavorare con, come è stato negli ultimi anni, con dei gruppi anche abbastanza stabili di attori e di registi, o se pensa a una dimensione, diciamo, più varia e più internazionale. Grazie Niccolò, perché questo mi dà anche modo per ringraziare quel galantuomo e quell'impareggiabile collega di lavoro che è Massimo Ongaro, che rimane con noi fino al 31 di marzo, con cui ho lavorato in questi 7 anni benissimo e che ha svolto un lavoro prezioso per il nostro teatro. Però io credo che la macchina del teatro sia molto più complessa di quella che la stessa legge prevede. Noi abbiamo la necessità intanto di far quadrare i bilanci, e questo è un dato irrinunciabile per un'azienda che in questi 25 anni ha sempre portato bilanci assolutamente in regola. E poi abbiamo bisogno di dare alla parte artistica una autonomia maggiore. Il fatto che lo stesso direttore che propone sia lo stesso direttore che deve tagliare di per sé implica secondo me un errore ideologico nella formulazione della legge che più volte in questi giorni è stata ricordata. No, io penso che l'azienda è l'azienda e l'azienda ha bisogno di un manager che la faccia andare avanti bene e che la riorganizzi come si riorganizzano le aziende, e che la parte artistica debba essere assolutamente autonoma e indipendente, e che poi le due debbano trovare una sintesi e a scegliere un consiglio di amministrazione di totale autonomia e indipendenza. Assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda, lei lo sa, l'ha visto il lavoro che ho fatto a Spoleto, io mi affeziono agli artisti, per cui se c'è la possibilità, io penso, se si tratta di quegli artisti che abbiamo visto, il fatto che possano esserci una o più volte è solo un bene per il teatro, per il pubblico e per tutto il resto. E poi credo molto nella multidisciplinarietà e vorrei che questo teatro stabile diventasse veramente multidisciplinare, perché solo così si riesce ad aprire l'orizzonte del pubblico. Il pubblico
è la cosa più importante alla quale dobbiamo guardare. Dei giovani quindi con la musica, non solo con la musica colta, ma anche con la musica pop, no? L'opera naturalmente cercheremo di non fare Rigoletto, insomma, ecco, oppure La Traviata, cercheremo di avere degli autori giovani tipo Silvia Colasanti, che avete appena visto, per il teatro ve l'ho detto, e per la danza anche lì credo che sia molto importante, perché la danza è un linguaggio che tutti capiscono, non ci sono bisogno di parole, non c'è bisogno di traduzione, non c'è bisogno, e quindi la multidisciplinarità. Caterina Barone del Corriere del Veneto. Grazie. E a proposito di quest'ultima cosa che si è detto, aprire l'orizzonte del pubblico, ritornando anche alla domanda che ha fatto prima il collega, in questo momento abbiamo assistito a un ampliamento del pubblico attraverso appunto questi sistemi, Zoom e quant'altro. Allora, che cosa ne faremo in futuro di questo pubblico? In qualche modo dovremo tenercelo caro. Come pensa di poter contemperare questo nuovo pubblico, le nostre esigenze, l'idea certo di riaprire i teatri, su questo siamo tutti d'accordo, però adesso abbiamo un nuovo pubblico amplissimo, sì. Non possiamo perderlo. No, ha ragione, ma io credo che questo nuovo pubblico, quando sarà finita questo disastro, quando si riapriranno i teatri, quello stesso pubblico che è stato lì a casa a vedere lo streaming sarà felice di andare a verificare, se non c'è mai stato, di persona, cos'è veramente il teatro, cos'è veramente l'opera, cos'è veramente il concerto, il grande concerto, e che cos'è la danza. E poi rimarranno comunque, perché anche in futuro... Come dire, una risorsa anche economica, non è detto che lo streaming debba rimanere sempre gratuito. No. Su questo mi permetto di dirti che stiamo già preparando una dovuta riforma dell'accesso, perché è chiaro che la prima parte è la ricerca di un mercato, la seconda deve essere il consolidamento di un rapporto che paghi lo sforzo, certo. E quindi prima o poi dovremmo, ma prestissimo, dovremmo incominciare a far pagare, certamente. Magari appunto penso non tutto, lasciando delle cose libere, e penso adesso non so anche altre a pagamento, non so adesso. Stiamo, come ho detto a un sindaco nostro socio, stiamo studiando. Grazie. Grazie. Abbiamo un'altra domanda, Cesare Galla. Prego Cesare, basta che riattivi il tuo microfono. Buongiorno, sì. Volevo chiedere a Giorgio Ferrara, l'ho sentito parlare spesso di opera anche, non soltanto di prosa, cioè lui ha parlato di teatro multidisciplinare e ha citato spesso l'opera. Come sa benissimo, il Veneto è l'unica regione italiana dove ci sono 2 fondazioni lirico-sinfoniche. Mi chiedevo e le chiedo che tipo, se ci sarà un rapporto di collaborazione, che tipo di collaborazione potrebbe eventualmente instaurare. Grazie. Grazie a lei. La piena collaborazione. Avete delle ottime orchestre nel Veneto. Tutto quello che si potrà fare a livello di concerti da camera, concerti più importanti, opere moderne, impiegare le orchestre che sono, ripeto, buone, ottime, e stanno qui, è solo un piacere. Se però colgo il senso istituzionale della domanda, qualunque cosa noi si faccia, non entreremo in conflitto né in concorrenza con le 2 fondazioni a cui va
tutta la nostra ammirazione e tutto il nostro rispetto, ma come ho già detto più volte cercheremo di formare un nuovo pubblico, perché senza nuovo pubblico la prosa sta male, ma pure la lirica non si sentirà tanto bene. Certo. Navarro del Gazzettino. Volevo chiederle come pensa di articolare l'offerta tra i teatri Treviso, Padova, Venezia, in questo ambito così metropolitano, perché credo che questa sia la sfida principale, se posso permettermi, in questa prima fase. Come sarà l'offerta? Ha già un'idea di come potrà essere? Ma guardi, un'idea di massima, nel senso che penso che questo teatro Goldoni debba essere la sede del teatro e possibilmente anche dell'opera e della danza internazionale. Dobbiamo dare a questo teatro una sua visibilità europea, per non dire di più. Per quanto riguarda il meraviglioso Verdi di Padova, sarà programmato con le produzioni, diciamo, più italiane, più classiche, più come da tradizione, insomma. E il del Monaco può funzionare bene per l'opera, mi sembra di capire, con quel nome così magnifico. E però avere sempre, come dire, cioè se viene fatto uno spettacolo qui al Goldoni, e poi lo devono vedere anche a Padova, quindi lo dobbiamo portare a Padova, lo dobbiamo portare a Treviso, no? Bisogna... Quindi è anche il contrario, cioè creare proprio una specie di cosa a orologeria, per cui da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra. Sì, se posso permettermi, giustamente lei ha detto che è una sfida dal punto di vista prima di tutto organizzativo, come tutte le acquisizioni, no? Merger acquisition, io vengo da 3 anni nel mondo del privato, è molto più facile acquisire un teatro, ma molto più complesso fare la fusione dei 3 teatri, dove per fusione non significa annullare le specificità, ma in realtà quello che noi dobbiamo conseguire, il CDA ce l'ha dato come mandato al maestro Ferrara, a Morassi e a me, è quello di portare nuove ottimizzazioni, economie di scala, in modo tale da ribaltare anche la struttura dei costi. Sono teatri, soprattutto Padova e Venezia, che hanno dei costi importanti perché sono teatri vecchi. L'anno prossimo il Goldoni farà 400 anni, non dimentichiamocelo. Ecco, un progetto artistico deve essere necessariamente accompagnato da un progetto organizzativo che lo supporti, che possa portare, diciamo, a valorizzare le eccellenze di ognuna di queste 3 realtà, però all'interno di un unicum. Se non ci sono altre domande in sala, c'è un'altra domanda da Niccolò Menniti Ippolito. Sì, volevo chiedere una cosa sulla stagione del prossimo anno, che si spera ci sia e che immagino sia di difficile allestimento, vista la situazione del teatro italiano in generale. Ecco, volevo chiedere a Giorgio Ferrara appunto se si potrà lavorare in questa direzione, cioè decidere quali spettacoli portare, o se la situazione attuale rende tutto ancora molto difficile da valutare e quindi si farà magari in estate. Solo una piccola introduzione per rispondere, Niccolò. Noi abbiamo già una stagione approvata dal Consiglio di amministrazione. L'abbiamo rimessa nelle mani del maestro Ferrara perché a saldi invariati ci dia le eventuali correzioni di rotta. La parte più importante che però ci aspettiamo da lui è il progetto triennale successivo
in cui il Ministero dovrà decidere chi è teatro nazionale e chi no. Certo. Sì, dipende tutto da quello, insomma, dipende dal fatto che se i teatri riaprono, se non riaprono, la stagione c'è, Ongaro ha fatto il suo lavoro benissimo, ci sono alcune cose che non sono ancora definite. All'interno di queste, e se la signora Marcolin ci darà la possibilità di avere un budget per qualche nuova proposta, da qui da aprile a ottobre cercheremo di inserire, sempre che appunto i teatri riaprono, sempre con quelle premesse lì, cercheremo di inserire qualche novità, ecco. Però è assolutamente prematuro in questo momento dire cosa e quando. Ci sono altre domande? No, a posto. In sala vedo che non ci sono altre domande. Roberta, in collegamento nemmeno, giusto? No, ci sono dei messaggi di congratulazioni per la nuova squadra, per il maestro Ferrara, sia da parte del comune di Montebelluna e sia da Francesca Scatto della sesta commissione permanente della Regione Veneto. Grazie. È la presidente della commissione. Sì, la presidente. Benissimo, allora ci possiamo salutare, vi ringraziamo per essere stati con noi e arrivederci, a presto. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie. Se ci siamo ancora... Finito tutto? Chiudiamo. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno preparato questo Ambaradan, perché veramente capisco che deve essere costato tanto lavoro, tanta fatica e anche un pizzico di fantasia. Grazie. Grazie.